Buonasera, ben chiatassa a Gnovis. La prefettura di Trieste ha inviato una taule di crisi sulla rivade dai dispatriati ucrains ai pass regionali, a taule dai vertici regionali ed espuarcis dall'ordine, a sentaran anche le associazioni di ACET, la protezione civile e l'ufficio scolastico regionale. Il presidente regione Massimiliano Fedriga l'ha domandato gli aiutori dall'esercito in te gestione dalla CET dai dispatriati in fuide de guerre in Ucraina. Non si può pensare che queste attività sedi sulle spalle di una sola regione alla dit Fedriga, o quindi continua a monitorare la situazione delle pandemie, ci rindi da tutte le assistenze necessarie ai dispatriati, non come ACET ma anche sanità, con i vaccini spal Covid e per altre patologie. Sono 6 le vittime dal Covid-19 in Friuli Vignesi e Giulia in queste ultime 24 ore, tra che sono femmine di 75 anni, di da 110, 245 new infetti a fronte di 3.212 tampons tra molecolari e antigenics. Vod le persone in terapie intensive con 142 ospedalizzati in che altri reparti. Di principi de pandemie in Friuli Vignesi e Giulia sono risultati positivi in complesso 316.000 persone che 4.136 sono morti. E di voi il Friuli Vignesi e Giulia passa in zone blanche, la fase più bassa di pericolo pandemic, tra che si istituiti dal Guvier. La nostra regione non vi si chiattava dal passato novembre, quando per prime in Italia e ieri passata in zone gialle, per dopo entra in zone arancine ai 24 di Zenar passato. Dopo poco più di un mese, ai 28 di febbraio, il Friuli Vignesi e Giulia è tornato in zone gialle, per dopo con voi arriva in zone blanche. La decisione è stata chiappata vinars dal Ministero della Salute, cuidats e elaborats de cabine di regie. Ai 31 di marzo finisce le emergenze sanitarie, ma il virus non sparisse. A dirlo sono stata Tiziana Bove, direttore delle cliniche di anestesia e rianimazione delle aziende sanitarie Friul Centrale, e Massimo Crapis, responsabile malattie infettive delle aziende Friul Occidentale, intervenuta e convigne organizzate a Codroi per giornate dal malato. I due esperti hanno evidenziato anche, in te par dedicate alle pandemie, la efficacità dei vaccini in tal contigni le conseguenze più gravi dal virus. Una femmina di 75 anni si è morta chiappata sotto da rams di un arbol di lungo di un intervento di spedale. L'incidente domestico si è verificato a Preon. L'anziana ieri da ora spedà grues rams di un chiariesar tagliato prime, anche ieri state sfracaiate. Ad all'allarme sono stati vicini con l'intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altri che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli sguardi dal fuoco. E è morta a 10 giorni di distanza dagli incidenti Ilaria Candido, la femmina di 30 anni di da Ciandeci, chiappata sotto di un furgone intanto che passava la strada a poco spasso dal supermercato là che lavorava di più di designs. Masse graves li feriti riportati in tale impatto che per quel che ieri strade ricoverate in terapia intensiva in ospedale a Udine in condizioni disperate. Il conducente al Miec, sotto shock, si ieri fermato da Urman a prestare soccorsa e Zovine. La famiglia ha deciso di consentire a donazione dai organi. Nuove udienze e corti assise di Trieste dal processo a chiame di Alejandro Meran, il cittadino dominicano accusato di aver copato i due agenti di polizia Matteo De Menego e Pierluigi Rotta ai 4 di ottobre del 2019 di lungo di una sbarada in te questure di Trieste. Al centro del dibattimento i risultati delle perizie psichiatriche su Meran disposte da corte
Presenza all'esterni dal Tribunale, rappresentanze di sindacati, di polizie. Sono scominciati queste mattine i lavori per riqualificazione di Place Marconi a Udine. Il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, ha partecipato alle consegne dal Cantira e Dite, che si interesserà di sistemare la placciute davanti alle biblioteche. O integrare in queste zone la via Mercato Vecchio, Lidoglie, alla Did Michelini, fasintre in stab di ospità avvenimenti e iniziativis in gracis de so conformazione particolare. I lavori, de durate di 150 dies, avranno un costo di 200.000 euro. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha siglato un accordo con la Guardia di Finanze per guardare sul corretto uso dei fondi dal PNRR che sono da arriva per Palaccio da Ronco. In Comune a Udine è stato siglato un protocollo di intesa per gestire i fondi europei dal PNRR. In che modo? Voi avete fatto un accordo con le guardie di finanze perché noi aiuti a controllare che gli appalti se ne fanno bene, per doprare questi beni che sono tanti, che stanno arrivando. Il Comune ha già avuto un finanziamento di più di 20 milioni, ma probabilmente arriveremo quasi a 50, e sono tutti beni che riguardano opere pubbliche. E allora con le guardie di finanze abbiamo che tutto si è fatto rispettando la legge. La Guardia di Finanza ci darà un aiutore per controllare che gli appalti, dopo le gare, le procedure in pratica siano fatti rispettando la legge. È una garanzia per noi di doprare bene i beni e di fare le robe in regola, e anche per tutti i cittadini che qualcuno viene a Udine a fare il furbo e magari a doprare con la scusa di partecipare a questi lavori, se magari fa dei trucks che imbrogliano le amministrazioni pubbliche, in questo caso in pratica le tasse che sono di pagare. E per queste sere alle DUT si torna a vio di domani. Buone serate e mandi.